Oggi, con Georg Friedrich Händel, un maestro del periodo barocco, continuiamo l'esplorazione del mondo dei più grandi compositori di musica classica occidentale. Proprio come succede con i maestri classici Mozart e Haydn, così anche i maestri dell'alto barocco, Bach e Händel, sono spesso menzionati insieme. Eppure le differenze tra loro sono illuminanti, almeno quanto i loro punti di confronto. Entrambi i compositori erano maestri completi, i cui stili derivavano dalla musica italiana e francese e comprendevano un linguaggio di base barocco. Ma mentre Bach effettuò una sintesi personale dei due stili con il contrappunto tedesco, Händel mostrò una forte propensione precoce verso il mondo estroverso e drammatico dell'opera italiana e, alla fine, diventò il più importante compositore di uno stile essenzialmente italiano, anche se con una dimensione francese. Anche se era un virtuoso contrappuntista, il contrappunto era spesso per Händel un mezzo drammatico e non un fine a sé stante, a differenza del più controverso Bach, compositore del clavicembalo ben temperato e dell'arte della fuga. Forse questo in parte spiega perché Händel fu una maggiore ispirazione per Beethoven rispetto a Bach. Bach non aveva alcun interesse per l'opera, ma scrisse cantate, passioni e messe profondamente religiose, mentre trattava la voce essenzialmente come uno strumento melodico con le più intricate esigenze di contrappunto che ci si aspetta da essa. Con Händel, invece, anche oratori religiosi come il Messia hanno una qualità teatrale che non è a uso esclusivo della Chiesa e che riesce a comunicare con un pubblico borghese già fiorente. La scrittura vocale di Händel è completamente idiomatica. Le trame contrappuntistiche più libere sono più concepite vocalmente e sono in contrasto con una potente scrittura corale. Infine, Bach, che non ha mai viaggiato al di fuori della Germania, non è stato veramente apprezzato dal mondo se non 75 anni dopo la sua morte, mentre Händel, un compositore e impresario cosmopolita, era già famoso a livello internazionale durante la sua vita. A differenza di Bach, Georg Friedrich Händel non nacque in una famiglia di musicisti. Comunque i suoi doni erano così evidenti che suo padre, un barbiere chirurgo, permise a malincuore di prendere lezioni dal direttore musicale della chiesa principale nella città natale di Händel, Halle, Sassonia. Händel diventò un abile organista e clavicembalista e studiò violino e oboe. La sua conoscenza del contrappunto e della composizione contemporanea proveniva dal metodo consacrato dal tempo di copiare partiture di altri compositori. A 18 anni, piuttosto che diventare un cantore di chiesa, Händel andò ad Amburgo, il centro dell'opera tedesca, dove rimase fino al 1706. Qui compose la sua prima opera, Amira, rappresentata nel 1705. Dal 1706 al 1710 Händel fu in Italia, dove ebbe contatti con i maggiori musicisti di Roma, Firenze, Venezia e Napoli. Fu riconosciuto come un talento emergente e conobbe fra gli altri Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti e suo figlio Domenico, che aveva la stessa età di Händel. Quando Händel lasciò l'Italia aveva 25 anni. Dopodiché diventò direttore musicale alla corte di Hannover. Ormai le basi del suo stile erano state sviluppate. Händel si congedò quasi immediatamente dalla sua nuova posizione e andò a Londra, dove la sua opera Rinaldo fece scalpore. Nel 1712 gli fu concesso un secondo congedo a condizione che tornasse entro un tempo ragionevole. 2 anni dopo era ancora a Londra, quando l'elettore di Hannover fu proclamato re Giorgio I d'Inghilterra. La leggenda narra che Händel avesse composto per il nuovo monarca della musica per fiati da suonare come sorpresa per la festa in barca del re. Questa musica fu pubblicata nel 1740 con il titolo Water Music. Nel frattempo Händel si stabilì a Londra, dove ebbe una lunga e prospera carriera e la musica italiana aveva sempre trovato favore. Ne diventò cittadino naturalizzato nel 1726. In quel periodo 60 nobili e ricchi formarono una società per azioni
chiamata Royal Academy of Music, per presentare la moda delle opere italiane al pubblico. Handel e due italiani, Bonosini e Ariosti, furono ingaggiati come compositori. Questa compagnia fiorì dal 1720 al 1728 e per essa Handel produsse alcune delle sue opere migliori, fra cui nel 1724 Giulio Cesare. Tuttavia, nel 1728, con il successo di The Beggar's Opera di Gay, un paroliere inglese, fu chiaro che il pubblico si stava stancando dell'opera italiana. Quando la compagnia si sciolse, Handel rilevò il teatro con un socio e diventò un imprenditore, tornando in Italia e occupandosi di cantanti sempre più pagati e temperamentali, oltre a comporre. Nel 1730, tuttavia, Handel si rese conto che il suo stile operistico non poteva più avere un successo finanziario. Allora si rivolse a un tipo di composizione che poteva essere organizzata con meno spese, vale a dire l'oratorio inglese. Si pensi all'ouverture tratta dal Giulio Cesare in Egitto, o all'arrivo della regina di Saba da Salomone, che si può definire il contributo più originale di Handel alla musica. Handel aveva già inserito parole inglesi in sezioni di alcune opere, e in particolare in Alexander Feast nel 1736. Dopo che nel 1737 ebbe un ictus, causato dalle tensioni della gestione di una compagnia d'opera, nel 1739 due opere, Saul e Israele in Egitto, stabilirono la popolarità dell'oratorio handeliano basato su soggetti biblici. Handel a quel tempo affittò un teatro per spettacoli annuali di oratori quaresimali e arrivava persino a improvvisare sull'organo durante gli intervalli. Queste esecuzioni conquistarono completamente il pubblico inglese e resero la musica di Handel suprema in Inghilterra, fino a quando Edward Elgar raggiunse la maturità alla fine del XIX secolo. In tutto, Handel produsse 26 oratori, il più famoso dei quali è il Messia, che fu rappresentato per la prima volta a Dublino nel 1742. Anche se Handel era noto per essere talvolta imperioso e per avere un enorme temperamento e un enorme appetito, era anche noto per il suo senso dell'umorismo e per la sua natura generosa, onorevole e pia. Nei suoi ultimi 7 anni di vita, Handel era cieco. Comunque, continuò a dirigere e a rivedere le sue opere con l'aiuto del suo devoto amico, Schmitz. Quando morì a Londra nel 1759, era diventato un'istituzione inglese. Anche se la più grande musica e le innovazioni di Handel riguardavano il campo della musica vocale, lui compose superbe musiche strumentali per tutta la vita. Ci sono 2 gruppi di concerti grossi, Opera 3, 1734, e Opera 6, 1740. Segnalo la Polonaise dal concerto grosso numero 3 in Mi minore, Opera 6. 5 concerti per orchestra, 1741, e 12 concerti per organo. Consiglio l'ascolto dell'Allegro dal numero 7 in Fa maggiore, il Cuculo e l'Usignolo, e il numero 6 in Si bemolle maggiore. 8 suite de pièces per clavicembalo pubblicate nel 1733 contengono molte composizioni famose, tra cui le variazioni su un tema noto come il fabbro armonioso e la famosa sarabanda in re minore. Le 15 sonate solistiche dell'Opera 1, in particolare la numero 5 in Fa maggiore, Opera 1 numero 11, e la numero 6 in Si minore, Opera 1 numero 9, pubblicate nel 1724, possono essere eseguite da una varietà di strumenti come il flauto, l'oboe e il violino. Inoltre ci sono altri duetti, altre sonate solistiche e in trio, nonché la musica per fuochi d'artificio reali del 1749. Prendetevi il tempo di assaporare la Réjouissance e i minuetti primo e secondo. Handel, insieme a Bach, è una delle glorie supreme della sua epoca per molte ragioni, non ultima delle quali è la sincerità con la chiarezza del suo significato emotivo. Mentre la profonda religiosità di Bach è il risultato di un'introspezione inquieta e interrogativa, il più mondano Handel appare meno turbato e più accettante, ma non meno religioso. Handel e Bach si distinguono dai loro contemporanei per la potenza e la sicurezza della loro musica.
L'architettura armonica sottostante, che è uno dei grandi contributi del barocco, raggiunge una ricchezza e una solidità senza precedenti con entrambi i compositori. Come per gran parte della più grande arte, la musica è spesso sorprendente, ma inevitabile.